ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, un volume d'affari di oltre 10 milioni di euro emesse da società situate in tutta Italia e in Sicilia a Messina. Lo schema di frode all'IVA, smascherato dalle fiamme gialle, prevedeva l'acquisto di autovetture sotto costo per poi rivenderle a prezzi altamente competitivi. 11 kg di marijuana, quantitativo di droga che avrebbe consentito di mettere sul mercato 20.000 dosi con un guadagno di 100.000 euro. Inutile il tentativo di fuga di un 47enne catanese bloccato dai carabinieri nel quartiere di Picanello. Potrebbe essere Silvio Berlusconi la chiave per cercare la tregua in Sicilia tra il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e il governatore Renato Schifani, l'unico probabilmente in grado di proporre una soluzione ad una spaccatura che minaccia seriamente il cammino del governo di centrodestra appena insediato. Aggiornamento Covid in Sicilia. Nella settimana dal 7 al 13 novembre si registra un incremento delle nuove infezioni con un'incidenza di positivi pari a 10.448, il 22,52%. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna, Trapani e Palermo. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.